Terza corsa dal Savio, una categoria E sul miglio, sono in 9 al via. Lo schieramento Sushi Bip, Troy Bonest, Uranio MDM, Uvenia Mail, Poker OP, Seduttore Park in prima fila, User Cafe MRS, Vincente Rod e Thomas Daghi in seconda. Favore in chiusura per Uvenia Mail che sorpassa Thomas Daghi, i due decisamente più appoggiati. Vediamo le fasi di lancio con la velocità iniziale di Troy Bonest, ma anche quella di Uvenia Mail e di Poker OP, poi Seduttore Park. Vediamo Poker OP che insiste, ma rientra tutti Troy Bonest che va a condurre nei confronti di Uvenia Mail. Seduttore Park, all'esterno rimane Poker OP, poi Sushi Bip, ancora User Cafe MRS, via via tutti gli altri. 200 iniziali in 14,4, strappo notevole per Troy Bonest per mantenere il vantaggio su Venia Mail e Seduttore Park, mentre Poker OP è stato costretto all'esterno e dopo 400 in 29,3 prova a risalire Marco Stefani con Thomas Daghi. Completamento dei primi 600 di gara, coperti in 45,4 da 1,15,7. Numero 3, Uranio MDM, Intanto la squalifica per squalificato. Uranio MDM, in vantaggio è sempre Troy Bonest, Thomas Daghi all'esterno, all'accordo Venia Mail, poi Seduttore Park che ha spostato in anticipo su User Caf MRS, 1 minuto e 4 decimi il passaggio agli 800, con il leader che continua ad andare via sul ritmo e completa un chilometro iniziale in 1,15,8. Thomas Daghi al suo esterno, Venia Mail a contatto, poi al largo Seduttore Park con in schiena User Caf MRS, lungo la corda anche Poker OP. 400 scarsi alla conclusione, insiste Thomas Daghi, si avvantaggia Uvenia Mail in seconda posizione, cala anche Seduttore Park, non avanza User Caf MRS e così rimangono in lotta Troy Bonest e Thomas Daghi. Alla corda c'è Uvenia Mail, ultimi 150 metri di gara con Thomas Daghi che insiste, Uvenia Mail che cerca lo scatto interno, si difende però Troy Bonest, finale con Troy Bonest che controlla e vince nei confronti di Thomas Daghi. Uvenia Mail nell'ordine, ancora 29,3 a chiudere, 1,14,2. La vittoria in percorso di testa da parte di Troy Bonest con Johan Alin Gabor, quota di 7,44 al totalizzatore, una bella ultima falsa per Troy Bonest che infatti è andato subito a condurre e poi, nonostante il pressing di Thomas Daghi, è riuscito a svincolarsi e a vincere ancora agevolmente sullo stesso. Al terzo chiude Uvenia Mail. 2,94 l'arrivo della terza corsa cesena.